Terza corsa di questo convegno domenicale del 26 di aprile è il premio Aforisma, una moneta da 5.500 euro riservata a femmine europee di 3 anni, non vincitrici di 2.000 euro. In carriera partenza con l'autostart, di cui si accendono le luci, quindi richiama a raccolta i concorrenti. Andiamo a leggervi il campo dei partenti. Con il numero 1 I Dream Alberto Garruto, con il numero 2 Ipetra con Maurizio Cheli, 3 Italia D'Alvio, François Conigliaro, numero 4 In Love Bigi, Giuseppe De Filippis, 5 Ippolita SL Lorenzo Baldi, 6 Ines of Brown Antonio Di Nardo. La seconda fila è composta dal numero 7 Irma Jump con Vincenzo Luongo, 8 Infinity Mark Daniele Cuglini, 9 Inadipa Vincenzo Torrente, 10 Yvonne Gal Edoardo Bacalini. In questo momento il più appoggiato al gioco Ines of Brown, molto vicino c'è Yvonne Gara 3,50 e poi abbiamo Ipetra 5,50. La macchina sta accelerando, siamo addirittura delle tribune e ora i cavalli stanno per prendere il via. Sono partiti, rompe il Love Bigi, prova ad andare davanti a tutti, Ippolita SL, numero 4, prova a resistere alla Bigi, corda Italia D'Alvio, perde la partenza in Adipa e viene squalificato Ines of Brown. Di galoppo quindi Ines of Brown numero 1 e altri I tanti Dream cavalli, sia squalificato. Ippolita SL, e quindi rimane davanti a tutto Italia D'Alvio con un buon margine su Ipetra con Maurizio Cheli. 2 cavalli avanti, 13-3, un parziale probabilmente sbagliato al cronometro, ma con tutte le rotture era passato un cavallo punto di galoppo, e quindi andiamo avanti e passiamo ai 400 metri in un tempo ovviamente anche qua non rilevato correttamente dal cronometro, comunque intorno ai 30 più o meno per quello che riguarda il mio. Andiamo avanti con Italia D'Alvio che precede Ipetra, poi abbiamo in terza posizione, se non leggo male, il cavallo di Vincenzo Luongo Irma Jump. Arriviamo ai 600 metri. 45,7, sempre Italia D'Alvio davanti a tutti, secondo è Ipetra, terzo è Irma Jump, in quarta posizione abbiamo il numero 10 di Yvonne Gar che precede Ines of Brown, che non sappiamo se è già finita a tabellone o meno per la rottura iniziale. Comunque la corsa prosegue, abbiamo l'avvicinamento al chilometro sempre con Italia D'Alvio e François Conigliaro che guidano, prova a spostare a destra Irma Jump e Vincenzo Luongo, prova a mettersi a mezza ruota Maurizio Cheli, ma comunque quello che arriva sul primo è Irma Jump che ora incomincia a mettere sotto pressione Italia D'Alvio. Quando siamo ai 500 dalla fine Ipetra segue ma sembra perdere un po' di battute, sembra sfondare Irma Jump ai 400 metri, 14,8 per la retta delle scuderie, se ne va Irma Jump, sembra un po' in difficoltà Italia D'Alvio quando sta arrivando anche Yvonne Garda, numero 10, Ipetra è l'ultima quarta concorrente che prova a inseguire ma sembra anche lei in gravi difficoltà, se ne va il cavallo Irma Jump che entra in retta d'arrivo, 15,4 la curva, stanno arrivando tutti acucci e spintoni, ma comunque si isola davanti a tutti Irma Jump che compie la sua corsa perfetta e taglia il traguardo, quindi 1:16,4, 2:2 il tempo complessivo. Andiamo a vedere per la seconda posizione se, come immagino, la numero 10 Yvonne Gar si aggiudica la seconda moneta di questa corsa. Vediamo isolato davanti Irma Jump che ha vinto con questo strappo ai 600 finali, quando poi ha preso la meglio davanti a Italia D'Alvio che era rimasta davanti a tutti, quindi vittoria del numero 7 Irma Jump, Vincenzo Luongo per Mattia Ricci che precede il numero 10 di Yvonne Gar per la seconda piazza. Al quarto posto abbiamo Ipetra con Maurizio Cheli, quindi in termini numerici ripetiamo ancora, primo il numero 7, secondo il numero 10, terzo il numero 3, quarto il numero 2.